Buon pomeriggio amici di Sportisi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la 13ª giornata del campionato di Serie C2 che vedrà affrontarsi Futsal Emiri e Gemini Futsal. Le squadre intanto stanno per entrare dall'ingresso per poi finalmente dare inizio a questa sfida. Vale la pena ricordare sicuramente la gara di andata terminata con il risultato di 3-4 in favore del Futsal Emiri, che fece un grande colpo in trasferta. Oggi invece torna tra le mura amiche, anche e soprattutto dopo la sconfitta nell'ultimo turno in trasferta contro il Ficarazzi al Pala San Pognaro. Campo molto ostico, la classifica credo che ne dia prova benissimo con il Ficarazzi, che infatti si trova al primo posto però a pari punti con Iato e Merlo, tutte e tre a quota 28 in classifica. Poi al quarto posto vediamo il Città di Marsala con 25 punti e poi subito dopo, una posizione sotto, c'è proprio il Futsal Emiri, la squadra del presidente Roberto Rampolla, che sta stupendo tutti quest'anno. 22 punti al momento collezionati, una squadra che gioca bene sia dentro che fuori casa, perché ricordiamo sono 13 i punti arrivati qui su questo campo, restanti chiaramente in trasferta. Intanto vediamo subito la squadra di casa entrare in campo, ma bisogna aspettare poi l'arrivo anche della formazione ospite con Rinicella e Nicolosi. Vediamo chi dei due partirà dal primo minuto. Probabilmente Rinicella al momento appare favorito. C'è anche Mattia Pecoraro che sta arrivando adesso, termini in posizione. Arriva anche Andrea Sarci e per ultimo invece Enrico Sanso, uno degli acquisti di questo mercato invernale, un acquisto molto importante perché un giocatore di grande esperienza, così come Giovanni Salerno dal 3M Calcio 5, invece Sanso dall'Atletico Monreale. L'altro acquisto è stato quello di Mattia Pecoraro, che però è un nuovo acquisto ma un vecchio volto, perché faceva già parte di questa squadra nel campionato di Serie D, adesso invece è tornato in C2. Nel frattempo la carica della squadra con Capitan Rappa, pronto come sempre a dare il suo contributo in fase difensiva. D'altra parte anche il Gemini Futsal è in campo. Oggi è giornata di sole, almeno al momento sembrerebbe di sole, fino a poco fa in realtà stava anche per piovere. Adesso stiamo anche il Gemini Futsal, maglia gialla, completo giallo per gli ospiti, che invece in classifica non stanno vivendo un momento di forma positivo, perché infatti la classifica li vede al momento al 12° posto, insomma non una buona posizione. 6 punti soltanto in questo campionato, con dei dati molto importanti dal punto di vista offensivo e difensivo, in quanto al momento la squadra ospite è la formazione ad aver segnato meno gol in questo campionato ed è anche la seconda ad aver preso più gol. Insomma, non dei dati importanti. Nel frattempo qui vediamo il signore di gara, il direttore Marco Albegiani, con il pallone tra le braccia e poi tutti quanti nella zona media del campo per dare inizio finalmente a questa sfida. Vediamo subito con la maglia numero 11 il capitano Vincenzo Lobianco, poi vicino a lui i portieri, da un lato Salvatore La Greca, dall'altro Nicola Incannella. Vediamo chi dei due partirà dal primo. Dal riscaldamento sembrerebbe La Greca. Beh, vediamo se effettivamente il tecnico cambierà qualcosa oppure no, che sembrava essere più in ritmo partita il numero 1. Tanto cornice di pubblico sempre molto presente qui al campo dei Futsal Emiri. Il classico batticinque prima di cominciare e poi finalmente inizierà questa sfida. Intanto noi vi mostriamo il nostro scoreboard con il risultato 0-0 chiaramente. Poi, come diciamo in ogni nostra diretta, il cronometro partirà dall'istante in cui ci sarà il fischio iniziare. Qui tutti da Mister Orlando. Vediamo chi sarà il quintetto iniziale. Vediamo sicuramente con il numero 10 Cristiane Montalto, con la 4 anche Nicola Bongiovanni e con la 5 Centinaro. Dovrebbero essere loro 4 insieme infatti alla Greca, che partiranno dal primo. Guardate invece Mister Orlando parte con Renicella tra i pali, Rappa centrale, poi con Salerno Sciacca, e a completare invece abbiamo Andrea Sarci. Dunque ci immaginiamo Sarci a destra, Sciacca a sinistra e Salerno lì davanti, infatti si posiziona proprio lì. Renicella tocca i pali, forse è una sorta di scaramanzia per lui.
Adesso soltanto il fischio da parte del signor Albeggiani per fare iniziare questa partita. Ricordiamo, 13ª giornata del campionato di Serie C2 tra Futsal Emiri e Gemini Futsal. Gli ultimi controlli e poi lo bianco sul pallone, Montalto vicino a lui. Poi vediamo, come abbiamo già detto, Bongiovanni e Centinaro, mai numero 4, mai numero 5 rispettivamente, e la greca tra i pali. Adesso è tutto ok, potrà finalmente iniziare questa partita con il signor Albeggiani che sta prendendo posizione. Fischietto in bocca, mano sul cronometro, forse sta aggiustando le ultime cose anche lui, e poi finalmente inizierà questa partita. Adesso un cenno a entrambi i portieri e inizia adesso anche il match con il primo pallone per lo bianco che lo scarica dietro su Centinaro, e adesso si ritorna dalle parti di Bongiovanni, Centinaro, Montalto, cambia tutto, Bongiovanni, Centinaro. Non vuole pressare tanto il Futsal Emiri, sa che forse la migliore soluzione potrebbe essere quella di aspettare i bassi e ripartire a 1000. Gemini è una formazione che ha subito tanti gol quest'anno e gli Emiri probabilmente sanno questa cosa. Montalto, Bongiovanni, pressione adesso di Sciacca. Centinaro si appoggia nuovamente da Bongiovanni, cerca uno spiraglio, palla sul compagno, sbagliata, rimessa tra le, regalata però al Futsal Emiri. Ricordiamo 2 tempi da 30 minuti sono previsti oggi nel campionato di Serie C2. Sarci, Rappa, allo spazio il capitano che si appoggia subito da Giovanni Salerno, palla di ritorno, ecco ancora Rappa, Sciacca si libera, può calciare Sciacca, prende in pieno un difensore, poi ancora la palla è lì, poi allarga il gioco dalle parti di Sarci, nuovamente Sciacca che ha provato subito con il suo destro ad impensierire la greca, ma palla viene respinta alla difesa, poi Sciacca centra le Sarci, buono l'aggancio, prova anche un tiro da posizione defilata, riesce a chiudere molto bene con il ginocchio la greca, palla in calcio d'angolo. Panchina al momento per Cristian Termini, ci aspettavamo forse questa partita all'inizio, intanto Sciacca prova nuovamente con il destro a caricare questa conclusione, però non è stato fortunato. Gli Emiri hanno un'importantissima chance per aggrapparsi nuovamente al treno di quelle 4 lì davanti, sicuramente per avvicinarsi alla città di Marsala, che oggi infatti scende in campo, ma soprattutto avvicinarsi il più possibile alle 3 Iato, Merlo e Ficarazzi. Rappa allo spazio, si appoggia, Sarci cambia tutto, Sciacca accarezza la sfera, poi allarga il gioco bene dalle parti di Salerno che guarda la porta, ci pensa, si appoggia centralmente, Sarci ancora una volta riesce un po' ad andare forse un po' troppo verso l'esterno, riesce però a farcela. Adesso Rappa spara alla porta con Nello Bianco che lo fronteggia e lo porta verso l'esterno, Sarci e ancora Rappa, sono a posizione del 26, adesso Salerno. Palla centrale, Sarci col tacco, tunnel, capisce tutto in anticipo Centinaro, può ripartire Bongiovanni, si ferma saggiamente, poi con la suola cerca una posizione migliore, Bongiovanni lotta con Sciacca, poi anche Sarci ad aiutare il suo compagno, palla in rimessa laterale per il Gemini che trova lo bianco, un aggancio non perfetto da parte del capitano numero 11, palla direttamente su Rinicella e adesso Sarci. Rappa, Salerno, palla per Sarci, viene fermato da Centinaro, grande qui il suo intervento, poi sterzata del numero 5, Montalto, c'è centrale lo bianco, lo ferma, lo serve adesso, palla forse di ritorno, invece torna invece addirittura dal compagno ancora più difensivo, dunque non è da Montalto che non si sta facendo vedere molto in questi 3 minuti, però adesso ha un po' cambiato posizione cercando di farsi trovare un po' meglio dei compagni e si è visto. Aspettiamo troppo basso. Lo bianco, centrale, Centinaro, guarda i compagni, poi Bongiovanni, palla di ritorno. Una buona stagione per Bongiovanni. Centinaro, lo bianco, ancora Centinaro. Cerca forse di lanciare, poi con la punta si appoggia proprio dal compagno Bongiovanni, l'ultimo tocco di Rappa, poi ancora Bongiovanni. Ci ha provato con questo tiro sul primo, ha fatto una buona giocata su Rappa che sicuramente è un osso molto duro da saltare, lui c'era anche riuscito, però
ha cercato questa conclusione sul primo che non è stata fortunata. Salerno intanto, Rappa. Emiri forse un po' troppo leggeri in questo momento. Sciacca centrale per Salerno, era una buona palla questa. Capito tutto in anticipo però la greca con la sua deviazione, palla in corner, Rappa intanto. Esterno, Salerno! Si gira e lo fa benissimo Giovanni Salerno. Dopo 4 minuti, risultato di 1-0. Palla perfetta in buca d'angolo per Giovanni Salerno che sblocca il risultato alla prima vera occasione. Gemini che non aveva cominciato male la partita e forse ci possiamo anche permettere di dire che stava giocando anche meglio paradossalmente degli Emiri, però quando lì davanti c'è un giocatore come Giovanni Salerno che fa quel tipo di lavoro lì, veramente difficile fermarlo. L'abbiamo visto spalare la porta, ha stoppato questo pallone e poi senza nemmeno guardare la porta ha incrociato in buca d'angolo facendo il gol dell'1-0. Montalto, poi il tocco, Rappa, Sciacca, molto tecnico per cercare centrare il tocco dalle parti di Salerno. Questa può essere la partita di Sciacca in grande spolvero nelle ultime settimane. Salerno, Sarci con la punta e ritrova anche il raddoppio dopo appena 40 secondi dal primo gol. Sarci fa 2-0. Adesso si mette veramente in discesa per Futsal Emiri. Ottima sponda di Salerno, poi il gol da parte di Sarci. Giochiamo! Buon Giovanni, Centinaro cerca di lanciare un attimo, ci pensa, poi saggiamente decide di tornare indietro dalle parti di Montalto. C'è largo Buon Giovanni, non lo serve adesso, va da Centinaro. Palla per lo bianco, testa poi Sarci, molto bravo qui a non fare agganciare la sfera al proprio avversario, al capitano avversario. Lo bianco. Palla di torno, grande palla, Lo Bianco rientra sul destro, fa calciare, Lo Bianco cerca la porta. Rinicella, qui grande azione da parte di Montalto e Lo Bianco. Avevano confezionata molto molto bene, ma devono fare i conti con Rinicella. Sarci. Rappa. C'è largo Sciacca, serve adesso il pallone, poi si infila il capitano Salerno, adesso lui in posizione difensiva, un po' insolita per un giocatore come lui. Sciacca. Nuovamente Giuseppe Rappa. Poi di prima Sarci ha provato questo passaggio fatto male però, perché comunque si era un po' staccato il suo compagno, che non ne favorisce nessuna azione per il Futsal Emiri. Centinaro, il rilancio per Buon Giovanni, palla troppo pretenziosa forse. Era l'idea sicuramente corretta, ma anche un po' complicata in realtà da fare realizzare. Sarci si appoggia, Salerno cerca addirittura un cross in mezzo, palla deviata, calcio d'angolo, il primo per gli Emiri. L'importante è che il laterale si abbassa e copre, ma se il centrale è più vicino, questo è uno schema, Salerno, palla di ritorno, Sarci, adesso Rappa, c'è corto Sciacca ma si torna da Sarci, centrale per Salerno, non si sono capiti due questa volta, palla fuori. Aspetta qua, palla Andrea. Ricordiamo i primi due gol, Giovanni Salerno con l'ottimo assist di Rappa, poi lo stesso Salerno è entrato nel tablino degli assistman con il passaggio su Sarci, dato Buon Giovanni, era andato molto bene qui sul suo sinistro, aveva cercato il primo palo per beffare Rinicella che però in presa bassa è perfetto, perché è spaccata, riesce ad arpionare questa palla, nel frattempo sono movimenti in panchina. Dovrebbe trattarsi di Furia, se non ho visto male, infatti proprio lui, Riccardo Furia, è lui il prossimo cambio, probabilmente sull'esterno, vedremo. Centinaro cerca una palla di ritorno, un po' di imprecisione per i Gemini che si appoggia tanto su Buon Giovanni, che sicuramente al momento sembrerebbe essere il migliore in campo per i suoi, una buona fisicità, poi le buone idee anche palla al piede. Salerno intanto, Sarci
Centinaro, buono qui il suo lavoro, Montalto, danza, poi si ferma con la Suolec, passare molto bene di prima, Bon Giovanni, Lo Bianco, torna dietro, adesso ancora Montalto. Poi Sarcillo tiene a bada, nel frattempo palla sprecata, rimessa con Rappa sul punto di battuta, ma lascia lì a Sarci. 8 minuti di autonomia. Salerno. Siamo arrivati intanto quasi al 10° minuto della partita, mancano ancora 20 al fine del primo tempo. Sciacca, Rappa di prima, molto bene, Salerno, palla di ritorno, Centinaro ancora una volta intercetta, Gemini che è molto chiuso in difesa, non ha concesso tanto, però quelle uniche 2 occasioni in cui i miei sono andati al tiro hanno anche trovato la gioia del gol. Sciacca sbaglia il tocco, anticipo di Bon Giovanni, buon lavoro Bon Giovanni, può cercare il tiro, scivolata perfetta di Sarce, poi cenno d'intesa tra i due, scivolata sul pallone da parte del 26, sta giocando una grande partita. Bon Giovanni intanto, Centinaro che è andato con l'esterno, forse anche un po' intimorito dalla pressione di Sciacca, che se lo avesse anticipato chiaramente avrebbe potuto anche proiettarsi in zona offensiva. Nel frattempo Furia è pronta ad entrare, ma si riscalda anche Sanso. Andrea, appena vuoi gira di qua. Dovrebbe uscire Sarci al posto di Furia. Ragazzi, dobbiamo fare. Rappa per Sarci. Arriva anche un cambio, Furia tocca il suo primo pallone, poi di ritorno, ancora una volta il 15. Rappa, Salerno per Furia che esce bene qui dalla pressione perché aveva fatto passare questo pallone in maniera molto intelligente, però non è stato fortunatissimo nel controllo. Però l'ultimo tocco è comunque maglia gialla, intanto Lo Bianco recupera il pallone, Bon Giovanni. Lo Bianco, palla di ritorno per Montalto e poi con la punta e poi 2 volte Salerno salva tutto. Grande intervento di Salerno, risultato sempre di 2-0, ma Gemini comunque quando attacca sembra pericoloso. La Greca, Centinaro, c'è il taglio di Lo Bianco, lo vede alle spalle, Lo Bianco si gira molto bene, Lo Bianco poi viene raddoppiato da Furia, ma ha fatto un grande movimento quel capitano. Con pazienza. In realtà proprio se dobbiamo effettivamente anche essere sinceri, il risultato è di 2-0, però c'è tanto equilibrio in campo e Dai. Gemini si è fatta vedere più volte in zona offensiva, sia con buone parate da parte di Rinicella, ma anche semplicemente con Dai. delle azioni fermate più che altro all'ultimo. Per citarne una, quella di Lo Bianco, in cui Salerno ha salvato un gol è praticamente fatto, perché sulla parata di Rinicella l'ha respinta, è stata salvata proprio dal possente numero 14. Quindi nonostante il risultato sia positivo al momento, non una buona gara però per gli Emiri. Salerno intercetta Sciacca, la riconquista, porta in avanti, vuole il taglio di Salerno, lo trova adesso, ma trova soprattutto Montalto, buona quella sua chiusura, allarga il gioco, Lo Bianco, poi si inserisce il 10, cambia tutto, Centinaro di prima proprio per il compagno, tocca morbido, poi il palo, Montalto, poi guarda anche in cielo, non riesce a trovare questo gol che tanto avrebbe meritato il Gemini, con un palo interno. Poi Salerno trova il secondo palo, Sciacca 3-0 nel momento più complicato, Manuel Sciacca fa 3-0 tris al minuto 13, 3-0. Sì, pronto. E Gemini qui è stata tanto sfortunata però, perché avrebbe meritato di trovare almeno il gol del 2-1, ma nel frattempo piccolo momento di break con Sanso che sta per subentrare a Giovanni Salerno. Con grande probabilità sarà questo il cambio, però anche Mattia Pecoraro si è alzato e soprattutto Cristian Termini, che è uno dei più attesi di questa partita. Ascoltatevi, avvicinatevi. Intanto vi mostriamo anche Coach Orlando che Lo dicevo prima del partito. Loro cercano sempre il centrale che dà la palla a uno dei laterali che fa. Sempre, è sempre quello. ci sono le tattiche di Mister Orlando, ma vi mostriamo anche la panchina ospite. Gemini che non sta giocando una brutta partita, anzi tutt'altro, è una gara sicuramente positiva, però il risultato non li sta favorendo e soprattutto non sorride al momento, perché comunque
gara al momento è ferma sul 3-0. Sembrerebbe una gara quasi a senso unico, ma non bisogna mai trarre in inganno i risultati, perché in realtà Gemini sta giocando in maniera equilibrata, anche alla pari delle Futsal Emiri, nonostante il risultato dica tutt'altro. Ci sono dei cambi per i Gemini, tutti giocatori in movimento, perché sono entrati Reina, Coniglio si è messo lì davanti, poi Reina in difesa, poi con la 6 abbiamo Giambrone e con la 2 Reina, dunque laterale sinistro, poi con la 8 invece vediamo Carmelo Scrudato con quella posizione, adesso è un po' più avanti, Coniglio intanto, Reina, Giambrone, Scrudato, si appoggia nuovamente da Giambrone, intanto è entrato anche Mattia Pecoraro al posto di Salerno, dunque Sanso è al posto di Rappa, e dunque abbiamo sbagliato il cambio, diciamo Rappa, diciamo Salerno per Sanso, invece no, perché invece adesso è Pecoraro che gioca lì davanti, Giambrone, poi Pecoraro subito molto feroce nella sua pressione, invece si allunga la palla con Ivo, ha cercato di sgusciare via ma non ci è riuscito, e dunque Sanso, Furia, c'è nuovamente Sanso, poi Sciacca, palla di mezzo per Sanso che alla prima occasione non sbaglia, fa 4-0, poker per i Futsal Emiri dopo 15 minuti e 40 secondi, il risultato è già nettamente quasi acquisito. Adesso forse questi cambi per il Gemini non hanno portato ai frutti sperati, perché nonostante i 3 gol presi c'era anche una certa solidità in campo con i primi 4 che hanno iniziato la gara. Adesso invece sembrerebbe essere quasi sgretolato quel castello. Tanto Furia viene raddoppiato da Reina e Giambrone. Giambrone può allargare su Scrudato, lo fa adesso, esce sulla pressione Sciacca che però fronteggia Reina. Coniglio cerca il tocco dalle parti di Scrudato, capisce tutto in anticipo però Sciacca, che poi lascia il campo a Cristian Termini, dunque eccolo in campo il 29. Reina non vuole rischiare nulla, Scrudato, Giambrone, Coniglio, il taglio di Reina era stata in realtà anche un'idea giusta forse, però il pallone un po' troppo profondo e soprattutto troppo a uscire. Sanso, Cristian Termini, sempre controllo molto lezioso da parte sua, molto elegante. Sanso allarga dalle parti di Pecora, lo spazio Pecora in mezzo a 2, Pecora ancora calcia con il destro, Reina lo ferma frapponendosi tra lui e la porta, si prende lui la pallonata, ma qui Pecora aveva fatto una grande magia, perché in mezzo a 2 calciatori è riuscito con un destro-sinistro a portarsi questa palla in avanti. Termini intanto, pressione di Scrudato, centrale, Pecoraro, Reinallo tocca, e infatti chiede subito scusa però Reina, molto sportivo. Una gara molto corretta al momento, dopo 17 minuti un fallo soltanto, poi sicuramente non un fallo cattivo. Furia, Sanso cambia tutto, Pecoraro può rientrare, trova il secondo palo, trova soprattutto Reina, poi ancora Termini, alza la sfera per Pecoraro, poi Reina fa una grande chiusura, ancora Reina si autolancia, Furia lo ferma in maniera irregolare, calcio di punizione con lo stesso Reina che infatti dice non c'è bisogno, aspettalo. No, lo so, però dico non c'è bisogno che passi il pallone, aspettalo. Aspetta che arrivi la palla. Furia dice di non aver toccato l'avversario, Vittorio Gare invece fischiato un calcio di punizione. Giambrone, Reina, sicuramente tra i calciatori entrati dopo il time out è quello che è stato più impattante. Ha fatto un fallo, ne ha subito un altro, anche parato un tiro di Pecoraro, dunque. Giambrone, c'è un po' di timore per il Gemini nel volere
creare un'occasione, non si riescono ad inserire dopo il passaggio iniziale, preferendo chiudersi in difesa, ma il risultato è di 4-0, forse occorrerebbe anche spingersi un po' in avanti magari. Intanto Pecoraro, Sanso, Cristian Termini può puntare l'uomo, salta scrutato, poi Pecoraro sulla pressione di Coniglio. Furia, Sanso di prima, molto bene Termini, secondo palo per Pecoraro, è arrivato leggermente in ritardo, ma grande palla ancora una volta di Termini che come sempre vuole giocare con tutti i compagni e qui ha servito molto bene il compagno. Scrutato, Giambrone, Reina, Stringi. accorcia Coniglio, voleva centrare da Scrutato che può appoggiarsi adesso, lo fa Coniglio. Stringi sempre. Guarda, cerca Reina, palla ancora dietro con Giambrone che potrebbe difenderla. Decide invece saggiamente di appoggiarsi sulla greca. Coniglio, Scrutato, può girarsi, si appoggia di punta, molto bene qui la giocata Reina. Poi cerca il secondo palo, trova invece i piedi di Termini che può ripartire. Termini più veloce, Termini ancora, Termini dentro l'area di rigore, Termini allarga per Sanso e palla sull'esterno della rete. Poi va subito in avanti per cercare di velocizzare il gioco con Reina che viene raddoppiato. Poi Scrutato un po' si lamenta col compagno. Palla dietro, troppo. Rimessa terra. Non c'è bisogno di arrivare da sopra. Falli giocare, ti la Prendi più quella palla. Devi avere il motore per non devi entrare. Sarà rimessa con Cristian Termini sul punto di battuta. Vicino a lui c'è Sanso. Vediamo se riceverà il pallone il numero 7. Per lui un tiro, un gol. Precisione perfetta per il 7. Sanso. Pecoraro può girarsi allo spazio. Suola. Sanso. Pazienza. Furia Gira con che non è riuscita ad impattare al momento fin dal suo ingresso. Gira con pazienza. Termini. Gira tranquillo, bravo. Poi sbaglia Sanso qui, favorendo il suo avversario. Nel frattempo un altro cambio per il Gemini perché con la maglia 17 è entrato Fabrizio Pinna al posto di non di Coniglio, posto di Scrutato. Palla di ritorno per Pinna, poi Furia invece una buona chiusura. Pinna per Reina, poi rimesso giù. Lo scontro con Furia. Sanso. Furia. Sanso. C'è largo ancora Furia. Nel frattempo Shortino è pronto a entrare. Forse al posto di Sanso, vediamo. O magari al posto di Furia con Sanso che si schiererà sull'esterno. Tanto Sanso, grande qui la sua giocata. Poi Giambrone con un buon numero difensivo, salvo poi però perdere il pallone. Sanso. Furia, Sanso sbaglia qui l'aggancio, poi vuole con il fisico, Rinicella sbaglia tutto e poi Coniglio fa il gol del 4-1, un'incomprensione difensiva con l'errore di Nicolò Rinicella e 4-1 il risultato. Un po' sfortunato in realtà il portiere perché più che aver realizzato un errore in realtà ha cercato di spazzare il più lontano possibile la palla, ma ha trovato il piede del suo avversario e nel rimpallo è stato sfortunato. Poi il gol del 4-1 che può riaprire la partita, un po' troppa sufficienza adesso per gli Emiri. Sanso per Pecoraro che può puntare in mezzo a due, Pecoraro ancora subisce fallo di Giambrone che dice di no al dietro di gara, l'avete sentito anche tramite i nostri schermi. Poi Pinna sistema il pallone ma Termini lo va a spostare, lo fa anche Sanso. Sul punto di battuta vediamo Sanso, però c'è anche Pecoraro che lo sta guardando attentamente, quasi voler chiedere al compagno di passargli la sfera, però è quasi una rincorsa da mancino e Pecoraro comunque è un giocatore destro. Va Sanso, lo schema per Pecoraro, è scivolata e 5-1, gol anche per lui. La palla infatti è stata sul destro e non sul mancino, poi in scivolata ha messo tutta la potenza in corpo
manita del Futsal Emiri. Tanto fuori furia, dentro Shortino, e infatti Sanso si posiziona sull'esterno. Termini, centrale, Pecora non riesce a girarsi, poi Reina, Giambrone per Pinna, poi Shortino, mette fallo Shortino, va subito a chiedere scusa. Sarà calcio di punizione, posizione favorevole. Attaccati, Matti! Dai, ma sei? Attaccati! Attaccati! Destra! Destra! Scala, Cristian! Dai, ma ti affasci! Vieni qua! Sul punto di battuta vediamo Giambrone, c'è largo Reina, ma potrebbe cercare la porta anche se c'è Pinna ben messo. Infatti c'è il pallone, Pinna cerca il secondo palo, la tocca invece Termini, poi Pecoraro fa valere bene il suo fisico, poi con l'esterno si appoggia Sanso, Shortino non vuole sprecare il possesso del Futsal Emiri, con Sanso allarga, sbaglia tutto, Pinna regala il pallone, cerca lì in mezzo, Pinna ancora, Pinna, poi deviazione di Sanso, poteva servire come secondo palo ma non l'ha fatto. Termini intanto, ottimo con la velocità, Termini allarga per Sanso che però fa un buono scatto ma non arriva. Oh, recuperiamo però! Coniglio, Termini intercetta la palla, poi scivolata, cercava forse uno scatto di compagni, ma in realtà da quella posizione non c'era proprio nessuno, quindi probabilmente è stato un spazzare un pallone in realtà. Pinna, Coniglio, buon lavoro su Shortino, poi Giambrone, sempre Coniglio, autore del gol, si gira e calcia Pinna, fa male, poi viene chiamato intanto un time out. Mancano 4 minuti alla fine del primo tempo, il risultato di 5-1 sembra ormai compromessa per il Gemini, che in realtà aveva iniziato anche molto bene la prima frazione, poi qualcosa in realtà è successa, i 3 gol presi su 3 errori praticamente hanno tagliato le gambe alla formazione ospite, che ricordiamo è ferma a quota 6 punti in classifica. Scorsa partita uscita sconfitta dentro casa contro la Merlo, risultato di 5-10. Una squadra che forse subisce un po' troppi gol in realtà, poi dal punto di vista offensivo è vero, si tratta comunque del secondo peggior attacco, ma riesce comunque a realizzarli, ma forse l'aspetto difensivo è chiaramente quello più da attenzionare per questa squadra. Nel frattempo si sta riscaldando anche Sergio Naccari, è anche l'unico calciatore del roster di Mister Orlando a non essere entrato quest'oggi e probabilmente al suo ingresso forse negli ultimi minuti di questo primo tempo o magari direttamente nel secondo, vedremo. Tanto termine. Shortino, Sanso, Pecoraro, le finte, salta di netto Giambrone, poi cerca i compagni in mezzo, Termini. Qui ha sprecato tutto Cristian Termini dopo la magia di Mattia Pecoraro. Quasi un'azione assolutamente a protagonisti inversi, con Termini che inventa e Pecoraro che rifinisce. Invece è stato al contrario, con Pecoraro che ha inventato e invece Termini per rifinire. In questo caso però è stato un po' sfortunato, il suo piattone non è stato preciso. Tanto Reina, Pinna, Giambrone, Reina sbaglia il tocco, Termini riconquista l'ennesimo palo della sua partita, grande fase difensiva, Termini, palla parata di La Greca, poi Pecoraro va a cercare quasi di sfondare il suo avversario nel tentativo di conquistare il pallone, ma non riesce. Qui Coniglio, Giambrone, minuto 28, mancano poco meno di 2 minuti, ma c'è anche qualcosina da recuperare in realtà. Avvicinaci. Ok, vieni Mattia. Poi sbaglia il tocco. Rimani davanti, Cristian. Fuori Pecoraro, dentro Naccari. Sanso, Naccari, Shortino. Adesso Naccari si posiziona dietro, il suo ruolo di davanti è forse Shortino. Reina la tiene in campo, forse si è
avesse in realtà alzato lo sguardo avrebbe visto l'inserimento di Coniglio, che però esce dal campo. Vedete di Vincenzo Giambrone. Shortino. C'è Sanso adesso lì davanti. Intanto Termini. Naccari. Sanso allo spazio, può partire, allarga, Termini, può puntare la difesa, salta Reina di netto, ancora Termini, allarga, poi mette in mezzo per Sanso il palo. Dopo la scivolata da parte di Giambrone, poi due fanno un centro d'intesa, adesso può ripartire con Reina. Poi Giambrone lotta con Shortino. Rinicella allunga. Va bene, giusto, sì, va bene. Giambrone. Adesso c'è Pinna. Giambrone si appoggia a Reina di prima dalle parti di Pinna, dunque non dalla greca, forse era lui in realtà indirizzato. Minuto 30 di gioco, siamo arrivati già alle ultime battute di questo primo tempo, ma ripetiamo, sono stati 2 time out, dunque si recupererà qualcosa. Pinna punta la difesa, poi cerca la punta, palla sull'esterno della rete, non accenda nemmeno la presa Rinicella. Adesso Naccari sbaglia il controllo, buono qui Giambrone nel suo recupero, può rientrare Giambrone, si appoggia, poi alle spalle Pinna, ma con super intervento da parte di Cristian Termini, sta giocando molto bene. Poi scontro con Giambrone. Shortino. Sanso vuole un compagno, trova soltanto Shortino, centrale, Naccari, mezzo a 2. Sanso non trova un appoggio, Shortino, Termini sempre molto largo sulla fascia sinistra, potrebbe rientrare, Termini rientra, lo fa adesso per il taglio del compagno, non lo serve, Naccari. Sanso poi Naccari, pressione molto alta del Gemini. Rinicella, minuto 31, va lungo Rinicella per Termini, capisce tutto in anticipo. Pinna che riesce anche ad agganciare un buon pallone. Pinna ancora allarga il gioco, lo fa male però, forse avrebbe potuto anche cercare la porta da lì. Poi va anche una buona visuale, a dire la verità. Mancano circa 30 secondi, probabilmente a fine primo tempo. Grande pallone, Reina con la punta e Rinicella mette la mano questa volta, calcio d'angolo qui, pallone regalato da Shortino, brutto errore da parte sua. Lui è stato uno dei migliori in campo 2 turni fa contro l'Oratorio Cosme Damiano, anche con un bel gol, il primo, quello che ha sbloccato la gara. Termini non riesce a fare un dribbling perché il direttore di gara fischia la fine del primo tempo, risultato di 5-1 dopo 32 minuti. Noi vi salutiamo ma soltanto per qualche istante, perché poi sempre qui sui canali di Sportizi il secondo tempo della sfida. A dopo. Il risultato pesante, però fa parte del gioco del calcio, i ragazzi devono crescere in fretta, abbiamo incontrato una grande squadra, c'è poco da dire, i ragazzi non si sono fatti trovare pronti, ma ripeto, questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario, un percorso straordinario, perciò non posso che essere soddisfatto. È normale, la sconfitta pesa, dobbiamo subito digerirla, non sarà facile digerirla perché comunque loro sono abituati a giocarsela diversamente, però fa parte del gioco, capitano queste giornate no, oggi è stata una giornata no, anche le molte assenze hanno inciso, ma ripeto, il gruppo è forte e coeso, deve continuare a lavorare, pazienza. Qui siamo tutti dopo lavoristi, perciò oggi hanno dovuto prendere giorni di lavoro, è stata una spesa importante per la società, però l'abbiamo vissuta serenamente, come anche un premio per il campionato che stiamo facendo, perciò niente, che devo dire, dobbiamo subito rimetterci al lavoro e pensare a condonare questo brutto risultato e pensare alla prossima. Il progetto nostro è la salvezza, siamo lì terzi, è ovvio che siamo lì, balliamo. Però ci sono corazzate importanti come Piana degli Albanesi, come Vittoria del nostro girone, Avola, insomma sono squadre attrezzate per vincere, di conseguenza noi siamo lì, è normale che giochiamo sempre
scendiamo in campo per giocarci la partita, per imporre il nostro gioco. Delle volte ci riesce, delle volte un po' meno, però ce la giocheremo insomma fino alla fine e alla fine dell'anno tiriamo le linee. Ottime impressioni, tanti nuovi compagni con cui non avevo mai giocato e tanti invece vecchi amici che vengo a ritrovare con tantissimo piacere. Adesso invece parliamo un po' della partita, perché in un primo tempo forse non ottimale della tua squadra, un risultato di 0-3, poi però il tuo gol ha riaperto la gara. Ti chiedo quindi quanto è stato importante fare quel gol in quel momento e poi di commentarcelo. Sì, ti posso dire intanto che è stata una bellissima partita. Sapevamo che era un'ottima squadra, anche perché abbiamo chiuso il girone di andata in 4 come stesso punteggio, però per differenza reti diciamo che siamo noi sopra, però sapevamo la forza del Marsala e sapevamo che veniva a fare una grandissima partita, anche perché i punti parlano chiari. Poi pronti via subito 1-2, 3-0, però siamo stati bravi a riprenderla e a essere soprattutto poi lucidi all'inizio del secondo tempo e a credere nelle nostre potenzialità. Nel secondo tempo cosa è successo? Perché è stata una squadra decisamente differente, negli spogliatoi forse tu, ma anche qualche altra figura di esperienza, avete detto qualcosa in particolare o frutto del caso? No, queste cose non vengono mai frutto del caso. Io penso che quando tu prepari le partite in settimana e vedi gli elementi che tu c'hai in squadra, basta semplicemente trovare quella scintilla, quel gol del 3-1 per far capire, di far tornare la calma e riprendere la partita in mano, perché sapevamo che anche se sono un'ottima squadra noi lo siamo anche ancora di più. Adesso questa è stata la 12ª giornata del campionato di Serie C2, ti chiedo, ci sono 3 squadre a quota 28, Figarazzi, Merlo e appunto lo Iato, invece Città di Marsala rimane a quota 25. Credi che magari questa squadra con questa sconfitta possa anche un po' allontanarsi dalle altre 3 oppure no? Allora ti dico di no, perché secondo me è una squadra che oggi viene qui e impone il suo gioco e si porta sul 3-0, però poi ovviamente grazie alla nostra bravura la ribaltiamo, non può mollare un campionato alla 12ª, anzi credo che poi in casa farà il suo dovere e magari farà dei punti che la rimetteranno sicuramente in gioco, perché 3 punti sono una gara, niente di che. Poi quando ne hai altre 3 di sopra che si devono incontrare e inciampa qualcuno, ovviamente speriamo non noi, anche perché ci siamo ripromessi che saranno delle finali ogni partita. Questa era l'11ª e andremo avanti su questo ritmo fin quando il campo ce lo permette. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima giornata, sfida contro il Città di Bisacquino, una trasferta. Come la preparerete e se conosci chiaramente gli avversari? Allora ti dico che non li conosco personalmente gli avversari, però ovviamente tramite il gruppo chiederemo le informazioni giuste che loro ci hanno giocato, vedremo un po' di studiare questa squadra, sempre perché c'è da migliorare settimana in settimana. Ovviamente noi prepareremo la nostra gara come sempre con massimo rispetto, anche perché abbiamo visto che ieri ha fatto un risultato fuori casa contro l'Aveco, quindi secondo me sono dei ragazzi in fiducia, saranno dentro casa. Il primo tempo è stato un primo tempo di grande pazienza, loro si difendevano molto bene, si chiudevano molto bene, dovevamo aspettare il momento giusto per poterli colpire. Abbiamo creato, però c'era anche un avversario che la classifica parla chiaro, aveva tutte le carte in regola per far bene, quindi la bravura è stata quella di attaccare e non subire contropiedi fatali, cosa che in precedenza abbiamo vissuto in altre partite, quindi già il primo tempo per me era molto soddisfacente, a parte che l'abbiamo chiuso in vantaggio. Poi nel secondo chiaramente abbiamo trovato più spazi, loro si sono allungati un attimino e abbiamo ragazzi che negli spazi larghi possono essere devastanti. E quindi il risultato poi ha preso corpo, ma la cosa che ha sottolineato Giuseppe, io confermo, era la impermeabilità difensiva, che è uno degli aspetti sui quali abbiamo lavorato. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Futsal Remiri e Gemini Futsal. Ricordiamo il risultato di 5-1. Vi mostriamo intanto il nostro scoreboard, poi ricordiamo invece sempre che il chilometro partirà dall'istante in cui ci sarà il primo tocco. Ma intanto possiamo subito parlare di un primo cambio importante, perché tra i pali c'è Nicola Incannella e non la Greca. Questo il cambio per gli ospiti, poi ripartono Montalto, Bongiovanni con la numero 5 Centinaro e lì davanti Lo Bianco, dunque il quintetto iniziale anche del primo tempo, con chiaramente il cambio tra i pali. Dall'altra parte invece vediamo sempre Renicella, Shortino, Naccari, Sarci e Salerno, dunque
soltanto 3 quinti che hanno iniziato la partita nella prima frazione. Veramente stiamo parlando di Rinicella, Sarci e Salerno con gli ultimi 2 in gol. Inizia anche il secondo tempo dunque di questa sfida con il risultato di 5-1. Sarci, Shortino, Naccari, Shortino si avvicina a Salerno ma non lo serve. Naccari di prima, molto bene. Sarci, pressione di Centinaro, poi prova Montalto a mettere fastidio, infatti ci riesce. Centinaro, Montalto cerca il tocco sul compagno, non ne riesce però. Bianco si era allargato nel tentativo di guadagnare metri e posizionamento ma senza riuscirci. Shortino intanto molto lungo di testa, la tocca poi con un buon lavoro di testa Centinaro. Naccari, Shortino, Naccari, Bon Giovanni fa una buona chiusura, poi lasciano la palla per lo bianco che però, anzi chiedo scusa, per Montalto, i due non si sono capiti e dunque palla in rimessa laterale con Sarci che riparte. Ritmi molto bassi adesso. Shortino, Salerno, passaggio un po' impreciso, poi Bon Giovanni aveva capito tutto in anticipo. Sicuramente uno dei migliori in campo per quanto riguarda il Gemini, nonostante non abbia trovato il gol lui. È comunque una buona partita dal punto di vista dell'intensità, sicuramente anche degli errori, pochi da parte sua. Naccari non ha l'appoggio, lo trova soltanto adesso con Sarci. Naccari di nuovo, dribbling, poi palla centrale su Salerno che vuole spalla alla porta, saltare Montalto, poi Naccari vuole sfondare tutto, la tocca solo per un istante, poi Salerno con Montalto che riesce anche a fare toccare per ultimo il pallone proprio al suo avversario, ex calciatore di Terame Calcio 5 e Veco, per citarne 2. Poi casca giù Naccari, Bon Giovanni, Centinaro, c'è ancora largo il compagno, Bon Giovanni ci pensa un attimo, poi si appoggia vicino a lui Montalto, riceve adesso, poi esce sulla pressione Shortino, Montalto allarga il gioco, Bon Giovanni può puntare Shortino, poi sbaglia il tocco regalando invece il passaggio a Naccari che non ne approfitta e torna dietro da Sarci, adesso si appoggia Shortino col tacco molto elegante, Sarci ancora con il destro la tiene in campo, poi scivola un attimo, lo bianco riesce a tamponarlo quel poco che basta. Shortino, Salerno, l'anticipo perfetto di Centinaro, può ripartire adesso Montalto, tacco Centinaro con la sola, la porta avanti, poi si ferma, vede lo bianco, inizia il giro palla del Gemini centrale. Bon Giovanni anticipato anche lui, adesso 2 errori consecutivi, lo abbiamo lodato in precedenza, adesso 2 errori. Centinaro, Montalto con l'esterno, Centinaro allarga, lo bianco cerca il tocco con la punta, sbagliato però perché regala il possesso ai suoi avversari con il tentativo di cambiare gioco, ha fatto sì ma un po' troppo in realtà. Naccari, Shortino, si fa vedere Salerno, però lo sta seguendo Centinaro che infatti lo guarda attentamente. Rinicella per Shortino, buono qui l'aggancio, riesce anche a servire Sarci, palla che però viene intercettata dall'ottima chiusura difensiva da parte degli ospiti. Poi Salerno, Shortino, Sarci vuole l'imbucata centrale, Salerno, palla di ritorno, ancora Sarci con la punta, Shortino cerca il passaggio, palla rimane ancora lì, Sarci mette in mezzo, poi Salerno, Centinaro, Shortino con il destro, provato con questa conclusione potente e precisa ma non ha trovato la porta. Poi nel frattempo a chiamare la carica ma soprattutto l'attenzione in cannella qui Montalto, poi conclusione da fuori da parte di Centinaro con Rinicella che blocca senza troppi problemi. Adesso Shortino mette in difficoltà Sarci, riesce comunque a passare in velocità più veloce, Sarci punta l'uomo, Sarci con la punta, la parata perfetta di Cannella, poi la palla rimane lì, riesce ad allontanare il Gemini ma qui forse un po' troppo leggera
la marcatura di Bongiovanni, che ha iniziato il secondo tempo molto male rispetto al primo. Ottimo. Montalto, buon lavoro. Lo Bianco guarda la porta, si appoggia, palla di ritorno, vediamo, rimorchio, poi Centinaro. Era un'ottima occasione questa per il Gemini, che quando attacca, quando gioca palla al piede, fa sempre delle buone occasioni, ma questa volta è stato un po' sfortunata. Sarci, Naccari, poi la pressione di Montalto, Shortino, esce anche Lo Bianco. Poi Salerno. Sbaglia il tocco, Montalto, tutto ok, tutto regolare, si continua, Montalto, poi Naccari, non si fa bestare su un 2 contro 1, Naccari, c'è largo Sarci, Naccari serve invece Salerno, capisci tutti l'anticipo, Centinaro può ripartire, adesso il Gemini con Lo Bianco che allarga il gioco, Bongiovanni, sul destro, cerca la punta, Shortino, è molto bravo qui a mettersi davanti, poi ripartire invece Sarci a 1000, allarga Salerno, ancora Sarci, troppo facile per lui, fa 6-1. Ancora una volta azione delle Gemini che non è stata sfruttata al meglio. E poi ripartenza killer con Sarci, ma soprattutto super Johnny Salerno. Tanto dentro probabilmente Pinna al posto di Lo Bianco. E infatti dentro Pinna anche Scrudato. Scrudato al posto di Bongiovanni, che ha fatto un brutto secondo tempo. Non da lui in realtà, perché ha realizzato in realtà una buonissima prima frazione, poi qualcosa, forse anche un pizzico di stanchezza. Pinna, Centinaro, allarga Scrudato, buona giocata Scrudato, ancora cerca il tocco sui compagni, Pinna, la carezza, può calciare, ancora una volta Scrudato, poi si torna dietro, perso un'occasione importante con il Gemini. Incannella. Scrudato, allarga molto bene per Montalto, che incrocia, ma lo fa male. In realtà non va nemmeno calciato così tanto male. Occasione fuori però. Non fagliela andare! Salerno cerca di tenere il pallone in campo, non riesce. Restiamo qua. 1-2, veloce. Bravo. Dai, Flo! Andrea. Lascialo. Centinaro. Scrudato, poi Salerno. Naccari. Esce bene dalla pressione, in mezzo a 2. Naccari, poi il rimpallo con Pinna. Viene vinto però da Naccari anche con Scrudato. Poi Naccari scivolata da dietro. Sembrava però regolare qui l'intervento di scivolata di Scrudato. Non per il direttore di gara, che decide invece di sanzionare con un intervento irregolare. Non reclamate, raga, non serve a niente. No, si è fissato qua. Poi Cannella torna dietro, torna in porta. Punto di bottone, vediamo Shortino, ma anche Sarci che potrebbe trovare una tripletta, ma si allontana. Probabilmente Shortino cercherà la potenza o forse uno schema con Naccari. Non c'è nessun movimento in panchina per gli Emiri. Dovrebbero continuare questi 5. Va Shortino con potenza e poi la tiene lì in Cannella, un tiro molto forte. Scrudato, palla di ritorno di Pinna, non si sono capiti due. Errore ancora in fase offensiva, minuto 38. Salerno, aggancio perfetto del numero 14, che cerca un appoggio che però non arriva. Si aspettava forse un arrivo sulla fascia destra, che però non è mai arrivato. Intanto Shortino rischia tanto sulla pressione di Pinna, fa un buon lavoro comunque. Adesso si gira, sempre Shortino, l'ultimo tocco è proprio del giocatore del Futsal Emiri. Sarà dunque calcio di punizione, rimessa laterale chiaramente, con Scrudato. Vicino a lui vediamo Montalto, che infatti riceve la sfera. Fabri, non gol linea, Fabri. Adesso spazio per Centinaro, Montalto, Scrudato, esce dalla pressione Naccari, c'è anche Salerno, viene aggirato, poi Pinna sul sinistro, Shortino non lo fa passare, Centinaro, minuto 39. Tacco di Montalto direttamente tra le braccia però di Rinicello. Pressali, Fabri.
Naccari. C'è la pressione di Scrudato, c'è anche Pinna che arriva, poi allontana Capitan Rappa, intanto al posto di Shortino, poi Salerno prova un aggancio molto complicato, la prendi con il collo addirittura. Pinna, Scrudato, poi Naccari, buona quel suo lavoro. Dunque diciamo rientrato in campo Capitan Rappa, ha fatto soltanto i primi 15 minuti, poi un cambio. Questo invece torna nuovamente in campo. Naccari, Scrudato, intercetta la palla, ma solo per qualche istante perché non riesce a controllarla. Palla in rimessa laterale. Seguilo qui! Anticipo di Scrudato, poi va giù. Renicella, Sarci. C'è l'inserimento di Naccari, lo vede con la coda dell'occhio. Era una buona idea, si era visto effettivamente questo taglio, ma non sono riusciti però a trovarsi i due. E si riparte dunque con Scrudato e adesso Centinaro. Montalto, buono questo lavoro, sempre molto tecnico il numero 10. Poi il dribbling ancora, palla ancora in mezzo e chiude benissimo. Con un ottimo intervento in cannelle si riparte con Montalto, alza il ritmo, palla ancora di Centinaro, 2 volte per Rinicella e l'ultimo tocco di Naccari. Centinaro prova ancora con la punta, Salerno però molto bene qui a fare una buona chiusura anche in fase difensiva. Salerno non è un giocatore utile soltanto in fase offensiva, con gol e assist anche lì dietro trova sempre il modo di dare una mano. Questo chiaramente Mister Orlando lo sa benissimo. Pinna, Scrudato, Montalto, il taglio alle spalle di Scrudato che però non arriva per questione di tempo. Fosse partito leggerissimamente in precedenza probabilmente avrebbe preso anche la palla, ma così non è stato. È palla lunga, trova ancora una volta Montalto, poi Pinna, Salerno non riesce a contrastare, palla laterale per Scrudato, salta l'uomo Scrudato, ancora Renicella, super. Adesso tanta sfortuna però per il Gemini che sta giocando una buona gara comunque. Rappa, Salerno, può ripartire, un contropiede, palla ancora per Sarci, buona aggancio, poi però super in cannella, riesce a servire velocemente il compagno che però in spaccata non trova il possesso della palla. Poi fuori probabilmente Scrudato, probabilmente per rientrare in campo vediamo Giambrone, numero 6, uno dei più giovani. Sciacca intanto, entrato al posto. Sarci in campo su di Naccari. Rappa. Rappa si confonde un po' con il pallone, pressione di Pinna, finito anche un po' con la maglietta, rischia tanto, poi Pinna lo porta lontano, cerca verso l'esterno, poi lo aiuta invece Montalto, calcio di punizione, fallo su Rappa, si ricomincia con Sciacca, però il gioco è fermo. Poi fammi capire a chi che mandi a far culo, ok? Va bene? Girati. Come hai parlato? Girati. Che giallo per Giambrone. Va a fare lo scienziato. A posto, scienziato per la diciamo ok? A posto, la devo fare ficcare nel culo, non ti preoccupare. A posto, non ti preoccupare. De cartellino rosso per Giambrone intanto. Nessun problema. Apre! Andiamo di quelle camere a fare ficcare il culo. Cartellino rosso per Giambrone. Signore Albeggiani Non vede competenza mia. ha ammonito il numero 6. E io sto parlando però i gesti valgono più di 1000 parole. Io però la invito a guardare i pantaloncini. Sono qui apposta. Signor Albeggiani ha espulso dunque Giambrone perché parla di troppo da parte del giovane calciatore del Gemini nei confronti del direttore di gara, che non ha perdonato il giovane. Montalto, anche lui uno dei migliori per il Gemini,
A differenza, ad esempio, di un giocatore come Bongiovanni, che ha fatto un grande primo tempo, un secondo invece così. Montalto è stato bravo sia nel primo che nel secondo. È stato vicino anche al gol, in realtà. Scrudato. Pinna, ancora scrudato. C'è largo Montalto, non riceve il pallone, vediamo forse adesso. Infatti va dal 10, allarga molto bene per Pinna. Adesso è messa forse un po' male il Futsal Emili, intanto cambio con Pecoraro al posto di Salerno. Scrudato intanto si gira con il tacco, Rappa contrasta ancora una volta Scrudato, poi Rinicella, pressione molto alta da parte dell'8, viene però aggirato molto bene dalla difesa. Sarci può ripartire, Sarci allarga, Sciacca, guarda la porta, cerca il secondo palo, poi Pecoraro non arriva, è arrivato troppo in anticipo e con il sinistro ha cercato di impattare la palla ma senza riuscirci. Risultato sempre di 6-1. Poi Rappa con Scrudato. Ormai non sta giocando, tutta partita. Scrudato, Montalto cerca il tocco dalle parti dei compagni, ma trova soprattutto Capitan Rappa molto attento. Minuto 46 della partita, mancano 14 di gioco, poi sarà triplice fischio da parte del signor Albeggiani, che in precedenza ha espulso un giocatore, ricordiamo, si trattava di Giambrone. Andiamo Fabri, cerchiamo tranquilli, dai. Giuseppe Giambrone, che sono due Giambrone in campo. Poi Pecoraro, saltano Pecoraro alla secondo palo per Rappa, che si divora il gol, ma che palla di Pecoraro qui, che aveva visto benissimo, non si è fatto ingolosire dall'ottimo dribbling che aveva realizzato e poi dalla possibile conclusione. Cercate invece i compagni in mezzo. Giambrone e l'altro Giambrone in campo, chiaramente sono due. Sciacca intercetta la palla di testa, poi può puntare la difesa. 1-2 con Pecoraro, Sciacca ancora, Sciacca, secondo palo cercato, poi Pecoraro ancora, prova a girarsi, la porta troppo lontana, qui troppo spreccona però la squadra di Mister Orlando. Rappa, Pecoraro, buona qui la sua giocata, esce molto bene dalla palla, poi con la suola danza, ancora Pecoraro, salta tutti, adesso sta mandando tutti invisibili, o poi sbaglia forse la cosa più semplice ma anche un po' stanco. Scrutato, cerca il tocco dei compagni, Pinna riceve il pallone, poi cerca il secondo palo, palla in calcio d'angolo, ma che giocata di Mattia Pecoraro. Intanto fuori Sarci, dentro Cristian Termini. Adesso il quintetto in campo è molto interessante, con Rinicella, Rappa, Termini, Sciacca e Pecoraro. Termini contropiedi, è fresco e può partire. Termini salta tutti, può servire i compagni, Termini ancora, va giù. Qui forse dice di no in cannella, ma anche Termini non dice nulla. Da qui sembrava forse potesse esserci un tocco, ma non si è lamentato nemmeno il diretto interessato. Dunque nessun tocco, ma magia di Termini qui. Vai di là, Vince. Vai Carmelo. Centinaro Veloce. fuori scrudato dentro Bongiovanni, vediamo se e come giocherà in questa seconda frazione del secondo tempo. Bongiovanni, buono qui l'aggancio, poi lotta con Rappa, va troppo sull'esterno. Rappa, Sciacca, Rappa, Rappa, poi lotta con Centinaro, Pecoraro fa un grande lavoro, adesso Sciacca, guarda la porta, Sciacca allarga un po' troppo il suo destro, palla fuori. Bongiovanni vuole il centro del campo, buona qui la sua giocata, poi Giambrone cerca il tiro da fuori, Sciacca la tocca, poi Pecoraro la tocca verso il compagno, Sciacca, sto dialogano tanto i due, vuole il compagno, lo trova, Pecoraro vuole rientrare, poi Centinaro fa una buona chiusura, non gli vuole concedere nulla Centinaro ancora con il fisico, poi cerca addirittura un dribbling, Pecoraro invece si confonde con il pallone tra i piedi e regala la rimessa laterale. Buona gara anche per Centinaro in realtà. Con la punta per Coniglio, era una buona palla questa, ma nel frattempo piccolo time out chiamato dalla formazione di casa del Futsal Emiri. Risultato di 6-1, minuto 49 di gioco, mancano 10 minuti, in realtà qualcosina in più. L'arbitro fa così, pigliati la palla, che è nostra. Emiri che al momento
salirebbero a quota 25 andando a raggiungere Città di Marsala, che però è in campo in questo turno. Di gara Albeggiani sta infatti aspettando che poi termini il time out per poi fare tornare le squadre in campo questi ultimi 10 minuti di gioco. Nel frattempo Reina lo vediamo colloquio un attimo con il direttore di gara, intanto nuovamente dalle sue parti. Vediamo infatti l'espulsione per Gianbruno, scusa, perché parla di troppo nei confronti del direttore di gara, che richiama le squadre in campo per questi ultimi 10 di gioco. Tanto tra i pali vediamo Nicolosi, dunque non Rinicella. 10 minuti per il giovane portiere classe 2002, anche lui uno degli ultimi arrivati in casa Emiri. Termini, centrale, Pecoraro, buon lavoro. Rappa, allarga per Termini, poi di testa Giambrone per Incannella, che fa subito di partire Montalto. Adesso chiama velocità il tecnico del Gemini. Non ti andare a nascondere! 1-2! Coniglio, Giambrone, buon lavoro. Giambrone in mezzo a due, Termini, poi Coniglio e poi Termini. Dai! Vicino, ma semplice, vicino! Giambrone, Montalto, forse si chiama il quinto uomo con Centinaro che dovrebbe rientrare in campo al posto di Incannella per giocare con il quinto in questi ultimi minuti. Tanto Sciacca, poi il dribbling, Pecoraro, palla di ritorno, ancora una volta Termini, le finte, centrale, prova ad appoggiarsi, poi Giambrone la tocca male però. Vai, va bene. Dai Vincenzo, dai Vincenzo, dai! Termini, Pecoraro si appoggia dietro, Capitan Rappa ha avuto una chance importante qualche istante fa, ma sprecata, colpendola con il mancino, poi palla direttamente alle spalle di Sciacca e Giambrone invece decide di allontanare, anche saggiamente, aveva compagni che decidevano di tenere questo pallone, ma effettivamente era anche un po' complicato, era in velocità. Rappa per Pecoraro, va con la sola, molto bene Pecoraro, vuole il destro, rientra Pecoraro, fa tutto solo ma sbaglia, ringrazia Bongiovanni. Coniglio, va di torno ancora Bongiovanni, viene sporcata all'ultimo, poi si allarga un po' troppo, ma qui provvidenziale l'intervento da parte di Sciacca che non gli ha permesso di poter concludere in porta col sinistro. E si riparte dunque con Montalto di prima, Bongiovanni allarga, poi Pecoraro fa un buon controllo contro Coniglio, lo ferma, poi rimessa per il Gemini dovrebbe essere. Montalto, Bongiovanni con la punta, poi Montalto, sempre molto elegante. Aspetta! Montalto, intanto cambio con incara poi Rappa, conquista il pallone, porta non c'è nessuno, Rappa! 7-1, poi cuore verso la telecamera per il capitano. Chiude veramente la partita. Ve lo dico, raga, ve lo dico! Gemini stava cercando di fare il quinto uomo, poi un dribbling tentato da Montalto, Rappa è andato molto feroce su questa palla, l'ha rubata e poi a porta vuota non ha potuto mai sbagliare. 7-1 il risultato adesso. Segno anche Capitan Rappa che mette un po' il punto esclamativo in questa partita. Bongiovanni, il dribbling, Sciacca non si fa abboccare, poi Sciacca ancora per Termini che spreca da due passi. Qui brutto errore di Cristian Termini, un errore non da lui, un po' come nel primo tempo che su una palla di Pecoraro non è riuscito a spingere in porta in maniera precisa. Questa è stata però anche più semplice in realtà. Poi Rappa con Coniglio, questa volta Aspetta! Vieni. adesso si gioca con il quinto uomo con Centinaro e adesso in campo anche Pinna. Montalto, Bongiovanni, Montalto, c'è Centinaro, giro palla da parte del Gemini che palla che è sulla fascia sinistra, trova i compagni, poi rientra Pinna, buona giocata Pinna, bellissimo gol, 7-2 la riapre, manca veramente pochissimo però.
si è infilato in mezzo a due maglie azzurre e poi con la punta è stato bravissimo a bucare Nicolosi. Giro palla. Cancelli un bucato, andate al tiro. Proviamoci però, raga, dai. Seguilo Fabrizio. Rappa. Bravo. Cerca il tocco dalle parti di Sciacca. Nel frattempo è rientrato in campo anche Furia, che si posiziona lì davanti, anche se in realtà Sciacca il pivot, dunque a destra. Montalto, c'è ancora in cannella, non lo serve, Pinna, sempre Montalto, va di ritorno, Pinna, può avanzare, c'è spazio per lui, poi in cannella, che stava per fare il quinto uomo, ma non c'è stato spazio. Oh, resta alto. Minuto 55, 30 secondi, intanto in campo anche Sanso al posto di Sciacca. Sanso allarga, Termini, c'è il secondo palo, Rappa, cerca il pallone in mezzo, in canella, molto bravo a uscire, adesso palla su Pinna, Furia non lo vuole fare passare, Coniglio, Pinna, Montalto, ancora Pinna, allunga questa palla, cerca Bongiovanni uno scatto, ma Termini è ben oltre, e infatti prende questa palla. E quindi c'è tu. Quindi c'è tu. Furia, Continua la pressione. Termini, Continua la pressione. Sanso, adesso si appoggia nuovamente al compagno, lo fa adesso, Termini, grande palla, Termini, allarga, Sanso, e poi in cannella Super, che gli nega il gol in un 2 contro 1, Super in cannella, che adesso urla verso i compagni. Rappa, Sanso, c'è la chance per l'8-2, ma non è stata sfruttata bene. Rappa di prima, Termini, poi Coniglio prende una botta all'altezza della clavicola per il calciatore. Anche fa Bangladesh. Ma è Bangladesh. Intervento irregolare da parte di Capitan Rappa. A posto, Franco. Mancano 3 minuti, ma qualcosa da recuperare ci sarà inevitabilmente tra espulsione e il time out. Seguilo, Franco. Termini, pressione molto alta, poi Coniglio Quinto uomo! gioca nuovamente con il quinto, Pinna con il destro, Naccari, poi Sanso, parte sguarnita, Sanso ancora, Sanso rientra con Montalto, allarga Termini, può calciare Termini, non sbaglia, non può nulla Centinaro, non è un portiere, 8-2 risultato. Si iscrive anche lui nel tabellino dei marcatori. Tutta solitaria, poi Montalto e ancora Nicolosi. Inizia a piovere proprio negli ultimi istanti di partita. Centinaro, Bongiovanni, Centinaro, si allarga ancora il gioco dalle parti di Pinna, sempre Centinaro. In precedenza lo stesso Pinna non aveva sentito l'indicazione proprio tecnico di giocare con il quinto uomo, cercando la porta, una deviazione per portare invece il contropiede per gli Emiri. Furia cerca la porta, Furia, e 9-2, adesso il risultato molto largo, si iscrive anche lui nel tabellone dei marcatori, poi forse esulta con la porzione di pubblico presente. Torna tra i pali invece in Cannella, che ha fatto un buon secondo tempo in realtà. Resta alto. Zitto, Gea. Destra. Si sta caricando i suoi compagni, cercando di mantenere le posizioni, poi Naccari spara addosso al suo avversario. Portiere. Carico, Angela. Come mezzo! Sanso riceve il pallone, allarga, Termini, guarda la porta, Termini rientra, può calciare, viene fermato da Coniglio, poi palla ancora a terra con il Sanso che finta una conclusione, poi viene portato verso l'esterno, minuto 59, manca veramente pochissimo, tocca a Bongiovanni, adesso Coniglio. Arriva l'uomo! Alza il gioco per Pinna, che però non la tiene in campo. Poi c'è un fischio. Spiegate dove sono tutti gli altri calciatori.
andate a farsi la doccia. Chi è che ha chiesto il permesso di uscire per terapia? Poi Termini sta continuando. Cortesemente chiamiamo a tutti, grazie. Chiamiamo a tutti, grazie. Io solo c'è un... Non mi interessa, dovete aspettare, o perlomeno chiedete il permesso. Ma dove diciotti, è calcio federale questo. Ho capito. Sì, è il calcio federale dietro la parrocchia. Nel frattempo il signor Albeggiani Non mi interessa, non è calcio dietro la parrocchia, questo è C'è- calcio federale. sta dicendo infatti alla squadra ospite di rientrare in campo perché erano andati dritti negli spogliatoi per farsi la doccia, ma chiaramente manca ancora qualche istante di gara. Giustamente lì chiama il problema del tecnico a richiamarli in panchina perché non possono effettivamente fare così, quantomeno chiedere al direttore di gara o comunque in realtà aspettare il triplice fischio. Manca veramente pochissimo ed è ammonizione per tutti i calciatori. Il primo è scrudato, vediamo qui, poi per Montalto, giallo anche per Gianbruno e forse anche la Greca. Sotto la maglia, per favore, fammi vedere il numero. Mi dispiace, non funziona così. La prossima partita giochiamo, vengo io, penso io al 56. Non ho problema. Basta, basta. Non sta porco Dio, la doccia la facciamo prima noi. Io cane, è la prima volta che mi dici di no, Dio cane. Ti faccio stare a merda. In casa giochiamo noi e si fa una doccia dopo di noi. Termini. Vanno via dopo 3 ore. Io poi. Naccari. Io cane. Sanzo, le finte, salta l'uomo, adesso sono stati tutti gli schemi, poi in cannella, chiude ancora la porta. Sanzo, Naccari, Io cane. poi Pinna, Rispetto zero, porco Dio. allarga il gioco dalle parti di Bongiovanni, poi cerca Pinna il tocco su Coniglio, non riescono a tenerla lì, poi minuto 61, adesso risultato di 9-2, ricordiamo per chi si fosse sintonizzato in questo istante sul canale di Sportiseri. I Miri vicinissimi ad andare a quota 25 in classifica. Termine. Porco Dio, verso destra è possibile. Rispetto zero per nessuno. Furia, cerca il doppio passo, poi cerca il tiro addirittura abbastanza complicato. Centinaro, adesso cerchiamo di vedere quanto manca perché siamo già ben oltre. Poi Sanzo 3 contro 1, allarga per Termini, male però. Basta! Chiedi scusa tu alla prossima! Prima ti faccio l'essi, ormai finita la partita. Coniglio, poi cerca il tiro da fuori Nicolossi sul primo palo, mette la mano, poi va bene così, finisce la partita, vince 9-2 il Futsal Emiri con gli azzurri di Mister Orlando che vanno a quota 25 in classifica e salgono a pari punti con le città di Marsala, ma bisogna vedere chiaramente il risultato del match di oggi. Noi intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia qui da Marco Genduso di Sportiseri, è tutto, vi ringrazio e alla prossima.